Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Ancora niente voli da e per Fontanarossa. Da Terminal C, che doveva aprire ieri sera, è partito un solo aereo. Le associazioni dei consumatori protestano per la mancata assistenza delle compagnie e chiedono rimborsi, ma per la società che gestisce lo scalo il sistema d'emergenza ha retto benissimo. Voli dirottati in altri aeroporti sotto stress Comiso, che dovrà gestire 50 tratte solo oggi. Il disagio dei passeggeri costretti a viaggi senza fine. Peschereccio siracusano mitragliato davanti alle acque della Libia, illeso l'equipaggio e ingovernabile l'imbarcazione. La denuncia del presidente degli armatori siciliani, sul posto una nave della difesa italiana. Codice calore da oggi nei pronto soccorso per chi patisce l'afa eccezionale in questa che sarà la settimana più calda di sempre. Sant'Agata d'estate sarà celebrata a Catania il 17 agosto nel nome dei nuovi martiri: Don Puglisi, parroco di Brancaccio, ucciso dalla mafia, e il giudice Livatino, assassinato dalle cosche nell'Agrigentino. Vita catanese, dopo la denuncia di un nostro telespettatore, chiusa al traffico la strada trasformata in discarica alle spalle dell'ospedale San Marco. Intanto il sindaco proibisce il bivacco selvaggio e ci sono proteste tra i giovani e i social. Calcio, è andato deserto il bando per la gestione dello stadio Massimino. Il Catania precisa e pensa a una procedura negoziata. L'amministrazione si riorganizza, intanto quasi del tutto posato il nuovo manto erboso. Bentrovati. Dopo l'incendio all'aeroporto di Fontanarossa a Catania non è ancora attivo il Terminal C, che dovrebbe garantire 2 voli all'ora da e per l'aeroscalo Etneo. Ma un altro punto critico della situazione è la comunicazione inadeguata e spesso addirittura assente delle compagnie verso i passeggeri lasciati a terra al loro destino. Orazio Longo. L'aeroporto è chiuso, è ancora chiuso. Questo si sentono rispondere oggi i passeggeri dal personale di terra di Fontanarossa a Catania. Il Terminal C non è di fatto ancora attivo. I 2 voli all'ora, 2 in partenza e 2 in arrivo, annunciati e previsti dalle autorità competenti nella riorganizzazione d'emergenza del traffico aereo dopo l'incendio che domenica sera ha colpito il Terminal A, causandone la momentanea chiusura, fino a poco fa non erano ancora partiti. Ci vuole tempo per organizzare le cose, fanno sapere. Forse nel pomeriggio il primo check-in. L'unico volo decollato ad ora è quello speciale diretto a Casablanca in Marocco alle 3 di notte. Ma dopo le polemiche di ieri, anche oggi la situazione più critica riguarda la comunicazione, spesso assente del tutto, altre volte contraddittoria o inadeguata da parte delle compagnie nei confronti dei passeggeri lasciati da soli a fronteggiare l'emergenza e troppe volte senza un'alternativa valida al volo cancellato. Come queste studentesse dirette a Bologna. Abbiamo un volo per le 9:40, non abbiamo avuto notizie fino ad adesso, sono le 7:45 e non è arrivata nessuna comunicazione, semplicemente guardando dall'applicazione è cambiata l'aeroporto di partenza. Che non è più Catania, ma è Trapani. E noi non sappiamo come arrivare a Trapani adesso perché sono le 7:45 e il volo sarebbe tra 2 ore. A farsi carico della maggior parte dei voli cancellati sono gli scali di Palermo, Trapani e Comiso. La SAC ha predisposto pullman gratuiti per i passeggeri appiedati. Intanto sono in corso le operazioni di pulizia del Terminal A danneggiato dall'incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro per ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici che dovranno stabilire origini e cause dell'incendio, che secondo i primi accertamenti sarebbero state dovute al cortocircuito di un condizionatore. Indaga la Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta, e l'ENAC. Sul caos all'aeroporto Fontanarossa abbiamo sentito le associazioni dei consumatori che denunciano la mancanza di assistenza delle compagnie e l'assenza di un coordinamento della società che gestisce lo scalo di Catania. Le compagnie devono provvedere a riorganizzare, a riproteggere e fare partire i voli, però chiaramente in una situazione come questa ci saremmo aspettati che la società di gestione degli aeroporti con un minimo di responsabilità avviasse un coordinamento con le compagnie in grado di dare informazioni ai passeggeri, perché le notizie che stanno arrivando da adesso, le segnalazioni sono proprio queste: i passeggeri non sanno cosa fare, hanno i check-in validi ma non sanno dove andare
stare, come partire, se partire, quindi questa è una cosa che purtroppo sta mancando in queste ore. È una circostanza eccezionale l'incendio e quindi non spetta la compensazione pecuniaria, tuttavia le compagnie devono garantire ai passeggeri l'assistenza e quindi pasti e bevandi, transfert in albergo, l'albergo, tutto quello che è necessario. Se non lo fanno, oltre a violare il regolamento, devono rimborsare ai passeggeri tutte queste somme. Poi vi è la questione dell'aereo. La compagnia deve offrire al passeggero la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto e il passeggero, attenzione, a scegliere fra le due alternative. Abbiamo ricevuto anche nella giornata di ieri delle segnalazioni, addirittura in alcuni casi c'è stato segnalato il raddoppio e oltre il raddoppio del prezzo che c'era fino a qualche ora prima. Quindi se dovesse succedere una cosa di questo tipo stiamo cercando di raccogliere i dati e faremo l'esposto all'antitrust. Dalla SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, si rimandano al mittente le accuse di carenza nei soccorsi e negli impianti di emergenza. Il presidente Nico Torrisi dice che non c'è stata nessuna criticità, i sistemi hanno funzionato, la dimostrazione nessun ferito. Orazio Longo. Nico Torrisi, il Terminal C apre o non apre? Abbiamo appena finito una riunione con Assoclearance e con le compagniere che sono a conoscenza quindi che l'aeroporto è perfettamente funzionante e riaperto, ovviamente con queste limitazioni di movimenti orari, e stanno rischedulando i propri voli, per cui presumibilmente se non a fine mattinata comunque nel pomeriggio ci saranno primi voli un'altra volta da e per Catania direttamente. Andiamo a parlare dell'incendio. Una serie di testimonianze dicono i sistemi di emergenza non hanno funzionato benissimo, alcuni dicono non funzionava la sirena, altri dicono dal tetto niente acqua, non ha funzionato. La verità è che il sistema ha retto benissimo. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme e che hanno comunque circoscritto subito l'incendio. Prova ne sia che nessuno, e sottolineo nessuno, si è fatto male. Tutto quanto è stato circoscritto e domato, dopodiché si stanno facendo gli accertamenti, ci sono i vigili del fuoco che stanno continuando con il nostro personale a fare il proprio dovere. Abbiamo da gestire una grande emergenza, io mi scuso ovviamente a nome di tutti per questi disagi, non possiamo metterci però a fare il gossip o inseguire soggetti che scrivono corbellerie su internet. Tecnicamente, realmente, che possibilità ci sono che domani si torni ad aprire il terminal A? Dovremo comunque eliminare tutte quelle che sono i residui, le polveri, insomma le fuliggini che sono derivate da questo incendio e solo dopo, e dopo aver verificato che tutta l'impiantistica, mi riferisco non a quella infrastrutturale, perché danni strutturali non ce ne sono stati né sulla struttura delle partenze né su quelle degli arrivi, ma solo dopo che siano state ristabilite per esempio le linee, internet e cose di questo genere, che si possa tornare a volare come sempre e a viaggiare in sicurezza. Il peschereccio Orizzonte della Marineria di Siracusa è stato attaccato in acque internazionali da una motovedetta libica che ha esploso contro numerosi colpi di mitra. Lo rende noto il presidente della Federazione Armatori Siciliani, Fabio Michalizzi, che dice che l'equipaggio e il comandante del peschereccio sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l'imbarcazione è ingovernabile. In questo momento è fondamentale, aggiunge Michalizzi, fornire un intervento tempestivo e adeguato per salvare il peschereccio e assicurare la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio. Sul posto è arrivata da poco una nave della Marina Militare Italiana. Marcello Dell'Utri ha fatto sapere agli investigatori fiorentini che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere e di conseguenza non ci sarà l'interrogatorio fissato per oggi all'ex senatore indagato dalla DDA e anche perquisito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93. Lo si apprende da ambienti giudiziari a Firenze. Per i pubblici ministeri Dell'Utri avrebbe istigato l'organizzazione delle stragi per favorire l'affermazione di Forza Italia, così il PM. In una estate bollente dove si segnano temperature estreme, arriva nei pronto soccorso a partire di oggi il codice calore. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i sintomi che ci permettono di riconoscerlo. Simona Mazzone.
Si chiama Codice Calore ed è un percorso assistenziale preferenziale e differenziato attivo da oggi nei pronto soccorso, secondo direttive ministeriali, rivolto agli accessi nei presidi ospedalieri per malori causati proprio dagli effetti del caldo estremo. Come riconoscere allora un colpo di calore? Il colpo di calore ha delle varie fasi evolutive. Passiamo da sintomi banali, come per esempio la cefalea, i crampi muscolari, le vertigini, per via passare poi a quelle che sono le patologie più importanti, le sintomatologie più importanti, il vomito, la temperatura corporea che può arrivare a 38-39 gradi e poi fino anche alla perdita di coscienza. C'è differenza tra il colpo di calore e il colpo di sole? Sì, il colpo di sole è dovuto a cosiddetta insolazione, a un'esposizione del corpo alle radiazioni solari. Invece il colpo di calore è correlato alle caratteristiche ambientali, quali per esempio il calore e l'umidità. I medici raccomandano alla popolazione di seguire i noti accorgimenti, bere molta acqua e mangiare cibi freschi come frutta e verdura e ovviamente di non uscire durante le ore più calde, consigli che spesso vengono sottovalutati anche dalle categorie a rischio. Ovviamente sono i bambini e gli anziani. E in un'estate da bollino rosso in numerose città italiane, dove in Sicilia il termometro segna temperature tra i 40 e i 50 gradi, in aumento da domani e per tutto il mese di luglio secondo i meteorologi, con l'ondata di calore in atto è possibile che l'isola batta il suo stesso record europeo di alta temperatura, confermato anche dall'ONU, registrato nel siracusano l'8 agosto di 2 anni fa, con 48,8 gradi centigradi. Stop ai cantieri delle grandi opere pubbliche nel Palermitano quando la temperatura supera i 35 gradi. Lo chiede la Filea CGIL con una lettera inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro, agli uffici degli ispettori del lavoro e a 30 grandi aziende che stanno eseguendo opere pubbliche in città. La legge, ricorda il sindacato, permette il ricorso alla cassa integrazione quando le temperature superano i 35 gradi e questo a tutela dei lavoratori. La fede di un popolo che festeggia Sant'Agata ma ricorda contemporaneamente i martiri del nostro tempo, come Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia e del quale quest'anno ricorre il 30° anniversario. Catania si prepara così ai festeggiamenti della patrona il 17 agosto. Adelaide Barbagallo. Oggi in Sicilia e in molte parti del mondo tante vite vengono mietute perché in nome di Cristo difendono la legalità, difendono la giustizia e con essa naturalmente i più poveri. Celebrare Sant'Agata, martire cristiana dei primi secoli, con la festa del ritorno a Catania delle sue reliquie, un popolo che le accoglie con gioia, ricordando al contempo i nuovi martiri. Cosa significa essere martiri oggi? Guardando all'ultimo martire siciliano, l'ultimo santo martire siciliano, certo ancora beatificato, speriamo che venga presto canonizzato, Don Pino Puglisi. Accanto a lui abbiamo il Beato Rosario Livatino, che non dobbiamo dimenticare anche, sono due figure, però la prossimità con il trentennale di Don Pino Puglisi ci porta a evidenziare la sua vicenda di santità. Sarà questa la centralità della festa di metà agosto. Il 16 in cattedrale l'esposizione del Sacro Velo, che proseguirà anche il 17, giorno in cui nel pomeriggio dopo la messa il busto reliquiario verrà portato in processione. Festa di popolo in una città che cerca di rialzarsi e non sfuggono all'arcivescovo di Catania gli ultimi provvedimenti adottati dal sindaco Enrico Trantino. Non si può attendere che l'amministrazione faccia qualcosa per noi, bisogna cogliere quello che ci indica. Ad esempio molto gradito alcune norme che sono state ribadite per la movida nel centro storico, per la somministrazione di bevande alcoliche, per la cura dei nostri monumenti che sono imbrattati dalle scritte vandaliche. La strada del Cristiano, sottolinea Monsignor Renna, è in salita, ma è la strada giusta, e annuncia che il prossimo anno, per il 9° centenario, la festa di mezz'estate sarà preceduta da un triduo. Tante infine le iniziative che arricchiranno il programma della festa, con molti giovani protagonisti. E sempre a Catania protestano le associazioni dopo le nuove regole imposte dal provvedimento sul decoro firmato dal sindaco trentino Luca Ciliberti.
Polemiche e malcontento a Catania contro l'ordinanza sul decoro urbano firmato dal sindaco Enrico Trantino. Pubblica indecenza è lo slogan con cui le associazioni cittadine ieri pomeriggio hanno manifestato dandosi appuntamento sulla scalinata Alessi. Provvedimento che secondo Arbor, Arcigay, Hauser, i siciliani giovani e la rete Restiamo Umani Incontriamoci hanno etichettato come grave, oscena e ridicola, chiedendone a gran voce la revoca perché colpirebbe anche i più deboli, cioè i senza fissa dimora. Ma è pericoloso perché si dà l'idea che l'emergenza sicurezza in questa città è il fatto che ci sono delle persone senza tetto, senza casa, che vivono in mezzo alla strada. Si dà l'idea che l'emergenza di questa città è qualcuno che passeggiando può fare baccano, o il fatto che ci sia un vicino di casa che si può lamentare perché tu a casa tua magari fai i rumori mentre fai l'amore con il tuo partner. Quindi la novità è che l'emergenza a Catania evidentemente è l'indecenza e i senza tetto. Io penso che l'indecenza, qualcuno l'ha detto prima, sia quella di scagliarsi chiaramente non contro i sinistroidi, contro chi contesta e si siede per strada. L'ordinanza è contro i poveri, perché chi ha bisogno di sedersi, di sdraiarsi e di dormire fuori sono i poveri. Il sindaco Trantino di fatto ha voluto dare una risposta concreta dopo le continue lamentele dei residenti del centro storico, spesso ostaggi nelle loro case della Movida. Annuncia battaglia però dai banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale anche il professore Maurizio Caserta. Speravamo che prima dell'insediamento del Consiglio Comunale il sindaco di Catania si limitasse a consegnare mastelli o accendere lampadine, scrive sui social, e invece ha voluto tutto per sé e il merito di questa rivoluzione, la fine della distinzione tra spazi pubblici e spazi privati. È innegabile però che l'ordine pubblico e il decoro a Catania sono davvero rari. Arriva oggi negli uffici postali di tutta Italia la Social Card, la carta acquisti spesa del 2023, ma a beneficiarne saranno solo le persone individuate dall'INPS e contattate direttamente dai comuni di residenza. Il valore è di 382 euro e servirà solo per acquistare generi alimentari. Potrà riceverla chi fa parte di un nucleo familiare di almeno 3 persone che non superi 15.000 euro di ISEE e non percepisca nessun'altra forma di sostegno dal reddito di cittadinanza alla NASPI. Da oggi dunque chi riceverà l'avviso da parte del proprio comune potrà recarsi all'ufficio postale a ritirare la carta. Strada provinciale 205 chiusa per troppa spazzatura. La città metropolitana di Catania emana un'ordinanza a tempo indeterminato e quindi invece di ripulire si vieta il transito alle auto e ai pedoni. Eva Spampinato. Un'immagine impressionante, una puzza. Sono ancora una volta le vostre segnalazioni, quelle che ci inviate alla nostra linea diretta con il pubblico a raccontare ciò che avviene nelle strade di Catania, dove invece di ripulire una zona altamente pericolosa per la salute pubblica, la soluzione è chiudere al transito. Siamo sulla strada provinciale 205, nel tratto compreso tra l'innesto con l'asse attrezzato e l'intersezione con la provinciale 54, per intenderci la via alle spalle dell'ospedale San Marco. Più volte vi abbiamo mostrato le immagini di cumuli di spazzatura che aumentano di giorno in giorno. Ora la città metropolitana di Catania interviene con un'ordinanza pubblicata sul sito che vieta il transito a tempo indeterminato a veicoli e pedoni a causa dei rifiuti accumulati lungo i margini della strada. La strada è percorribile normalmente. L'ordinanza è stata emessa con somma urgenza dopo un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale, ma nessuna segnaletica è stata ancora posizionata dalla ditta che deve occuparsene, l'azienda speciale SCMC, ex Publiservizi, a causa dei noti problemi di riorganizzazione dopo l'avvertenza. Dagli uffici della città metropolitana ci confermano che le transenne verranno posizionate a breve. Ciò che non si sa invece è quando i rifiuti verranno rimossi e soprattutto dove verranno conferiti. Il percorso alternativo passa da Librino, SP54, Viale San Teodoro, Viale Moncada, Viale Bummacaro, asse attrezzato e viceversa.
Continuate a segnalarci le cose che non vanno, come avete fatto per il servizio che è andato in onda poco fa, con le cose che secondo voi meritano denunce. Scriveteci, inviate dei video a TG Sicilia e Sicilia 24 a questo numero 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo ancora delle vostre segnalazioni H24. È siciliano il nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, arriva da Perugia, ma è nato a Santa Croce Camerina, vicino a Siracusa, e si insedierà a ottobre. C'è l'accordo per evitare l'isolamento delle Eolie. L'incontro tra la Regione Sicilia e Caronte Tourist Isole Minori ha portato al mantenimento delle corse previste fino al 30 settembre. Sentiamo quali sono gli itinerari in programma da Francesco Triolo. Nessuna riduzione di corse da qui al 30 settembre, anzi i collegamenti marittimi dal porto di Milazzo verso le isole Eolie continueranno sino al 30 settembre addirittura aumentando del 20%. Dopo la decisione di Caronte Tourist Isole Minori di uscire dal contratto con la regione e di passare al libero mercato, ecco il compromesso trovato proprio sul tavolo del presidente Schifani al termine di un lungo incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti della compagnia di navigazione e l'assessore ai trasporti Alessandro Arico. Il calendario delle corse stabilito a Palermo prevede lunedì, mercoledì, venerdì e sabato da Milazzo una corsa alle 6:30 per Vulcano, Lipari e Salina con ripartenza alle 11:20 ed arriva a Milazzo alle 14:30. Lunedì, mercoledì e venerdì una corsa in partenza da Milazzo alle 15:30 per Vulcano e Lipari con ripartenza alle 18 verso Milazzo dove l'arrivo è previsto alle 20. Una soluzione che dovrebbe andare incontro anche alle esigenze di tanti residenti ed operatori commerciali delle isole che nei giorni scorsi hanno subito tanti disagi. Siamo ormai nella condizione di dover prenotare 10 giorni prima un posto all'interno di una di queste navi per avere garantito l'approvvigionamento. I costi ormai sono alle stelle. Tenga conto che per trasportare un camion con l'altra volta ho pagato 3.000 euro una fornitura e il trasporto mi è costato quasi 1.000 euro. La decisione della Caronte Tourist di recedere al contratto con la regione e puntare sul libero mercato è nata dal sequestro disposto alla magistratura dei traghetti Elga, Ulisse e Bridge perché ritenuti non idonei al trasporto di persone con mobilità ridotta, ma che la compagnia considera invece assolutamente a norma. Caronte Tourist ha inviato anche una lettera ai sindaci di Lipari, Malfa, Leni e Salina per annunciare la decisione di aumentare le corse settimanali e sottolineare quello che definisce il doveroso senso di vicinanza e solidarietà che la compagnia ha sempre avuto nei riguardi delle popolazioni delle isole minori. L'accordo durerà, come detto, sino al 30 settembre, ma occorrerà poi capire cosa accadrà durante la stagione invernale. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio parleremo dello stadio Massimino e del mercato del Catania. State con noi. Rieccoci insieme con il calcio, nessuna domanda presentata per la gestione dello stadio Massimino. Il Catania precisa e pensa a una negoziazione privata. L'amministrazione si riorganizza e intanto quasi del tutto posato il nuovo manto erboso. Marco Cardi. Ecco le immagini dello stadio Massimino con il nuovo manto erboso già posato quasi per intero. Fervono i lavori mentre la gara di rilievo europeo che doveva servire ad esternalizzare la gestione dello stadio per 10 anni, più eventuali altri 10, è andata deserta. Il Catania l'ha definito un'opportunità significativa, ma ha spiegato attraverso una nota la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici. Il Comune prende atto e si riorganizza. I nostri direttori vedranno il da farsi, sicuramente sentiranno anche il Catania, diciamo, ovviamente nella logica dell'inizio del campionato, di quello che si dovrà fare per partire appunto con la stagione. Valuteremo qual è la soluzione migliore, ovviamente nei limiti della legge. Ecco le strade possibili. Il Comune può pubblicare un secondo bando, opzione non obbligatoria, o al momento lasciare tutto così com'è, concedendo l'uso dello stadio per le gare ufficiali e gli allenamenti. Il Catania può pensare a negoziare privatamente. A proposito di gare ufficiali, si lavora per consentire l'utilizzo del campo per la prima in casa dei rossazzurri. La corsa contro il tempo arrivava alla seconda di campionato, sperando che appunto sia la prima in casa. Quindi insomma tutte quelle iniziative
propedeutiche all'inizio del campionato sicuramente saranno concluse entro l'inizio della seconda giornata di campionato, che ovviamente speriamo tutti sia in casa. Il Manterboso, come detto, è stato già posato, la macchia rossa-azzurra dei seggiolini delle curve è ben visibile, si lavora sulla pista e sulle mezze lune dietro le porte, così come sulle torri faro. Un Massimino fresco di restyling attende la prossima Serie C. Marco Chiarella ancora al Catania, 10° giocatore confermato dalla società di Pelligra. È arrivata anche la nota ufficiale del club, l'esterno, che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione in Serie D, con 5 gol all'attivo, si lega dunque definitivamente ai colori rossazzurri. Trovato l'accordo con il Pescara, il giocatore sarà a disposizione di Tabbiani dall'avvio del ritiro. In queste ore faticose attorno all'aeroporto di Catania, uno dei più frequentati d'Italia e a livello internazionale, è andato in onda il dramma del caos e del panico incontrollato. I dirigenti della società che lo gestisce, che hanno dato il massimo, assicurano, lo abbiamo appena sentito, che il sistema ha retto benissimo, ma dalle testimonianze dei viaggiatori raccolte sul posto riteniamo indispensabili almeno un paio di domande. Perché ci dicono che al momento del propagarsi del rogo sirene e sensori non si sono attivati in tutto lo scalo? Perché i passeggeri raccontano di essere stati evacuati quando il fumo intenso copriva già tutto? Come mai leggiamo testimonianze di dipendenti dello scalo che si dichiarano completamente impreparati, lo dicono loro, di fronte a un'emergenza del genere? Subito dopo sono state le compagnie aeree a fare la loro parte, totale o quasi l'assenza di assistenza nei confronti dei viaggiatori, mentre ricordano consumatori, come poco fa Coda con 6 tagli a rimborso, chi fa volare gli aerei deve provvedere al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuato e all'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile. Ultima osservazione, l'assenza di informazioni in tempo reale al momento del disastro o subito dopo. Molta gente naturalmente si è riversata in strada, ma c'è stato anche chi è corso verso la pista. Panico, fuggi, urla, pianti, per fortuna nessuno certo è rimasto ferito. Adesso tocca alla magistratura e all'ENAC dare risposte. Intanto non vorremmo che, come si dice, passata la paura, il caos e la disorganizzazione di Fontanarossa si trasferissero pari pari nello scalo di Comiso, dove è dirottata buona parte delle partenze e degli arrivi annullati a Catania. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buona serata.